colazione l'ho fatta, devo solo proprio vestirmi e uscire di casa. Cioè, proprio tac tac. E vi racconto anche questo, non so se loro guardano i miei video, se sanno che faccio video. Comunque ieri sono stata dai vicini di casa per il problema del fumo di sigaretta, perché per me era un po' insostenibile, perché io sono abituata ormai da tanto, lo sapete, da qualche anno, a tenere aperto di qua il portone, a far comunque circolare aria in quella stanza e poi lo tengo aperto anche per il gatto. E quindi, certo, se sono a casa, chiaramente, se no è chiuso. E, sono abituata a tenere sempre aperto, a parte tutte le finestre aperte, ma il portone principalmente per il gatto. E quindi, niente, sono andata da loro e gli ho chiesto se per piacere possono evitare di fumare qui all'ingresso, sì, al loro ingresso, che però il fumo arriva direttamente qua da noi. E sono stati molto gentili, quindi sono stati comprensivi. E, quindi adesso posso di nuovo tornare a tenere aperto e a stare anche di fuori, perché mi sono creata un salottino all'ingresso di casa e non lo posso utilizzare perché devo respirare il fumo degli altri. Quindi abbiamo trovato un accordo, insomma, gli ho chiesto se possono fumare dall'altra parte, non dall'altra parte davanti alla casa, loro hanno un poggiolo e quindi ho chiesto se possono fumare là, che comunque arriva l'odore, ma non arriva come quando fumano qua all'ingresso, ecco. Arriva meno forte. Ho conosciuto la loro gatta, hanno una gatta nera, c'ha un pelo di una morbidezza, è più morbido di quello dei miei. Io pensavo che i miei ce l'avessero morbido, è ancora più morbido, però bella, bella, una bella gatta. Una bella gattina, perché è piccola rispetto ai miei gatti, è piccolina. Forse è più piccola di Pepe. Sì, è più piccolina di Pepe. Beh, di Pippo assolutamente, Pippo è un gattone proprio. È bella però, carina e non è neanche scappata. E fa, con lei quando le persone scappa. Mm, perché non conosci i miei gatti? Loro appena sentono qualcosa di diverso, tu non li vedi neanche, non sai neanche dove sono andati a nascondersi. Cioè io delle volte cerco e non trovo dove sono, soprattutto Pipo. Adesso ho capito che se non lo trovo è nella casetta del tiragraffi di là in salotto, la casetta di mezzo. Siccome ha l'apertura rivolta verso il muro, non si vede il gatto. Adesso ho capito che se non trovo un gatto è lì. È lì. Cioè, niente. Adesso sono qua tutti e due sul tappeto. Sono qua tranquilli. Bue mi ha fatto un nuovo graffio. Cioè, è la mano che lo fa giocare, che gli dà da mangiare, che lo coccola, deve graffiare. Cioè, non c'è verso. Non c'è verso. Vabbè, ragazzi. Vado. Non so neanche se cambiare lenzuola perché quasi quasi cambio anche lenzuola. Gli do una lavata. Oggi è sabato, di solito lo faccio di domenica, ma mi pare che domani il tempo non sarà dei migliori. E quindi stavo pensando di farlo oggi il cambio lenzuola. C'è la mosca sul tiragraffi. C'è Pippo che la sta puntando. C'è la mosca. Oh, c'è la mosca, sì. E qui invece ho Pepe. Ciao. Ciao. Ah, vi devo fare vedere la novità. Non mi ricordavo più della novità, ragazzi. Non mi ricordavo più della novità. Dopo ve la faccio vedere, mi devo ricordare. Oggi sto indossando questo colore che è molto estivo, ma io non voglio l'autunno, quindi questo. Questo è sempre di Shein. Ho preso la scatola che così vi faccio vedere se vi interessa questo colore, è il coral, col corallo, che io adoro, mi piace tantissimo come colore. Vi faccio vedere la scatola che così vi rendete conto di qual è, se per caso vi interessa. Il marchio è questo,
Hand Iron, boh, Lip Crayon, ed è fatto così, praticamente. Beh, allora, numero 4, corallo, ed è fatto così. Ed è ritraibile, perché mi ricordo che anni fa, tipo con Avon, ce n'erano alcuni che non erano ritraibili, di matite, matitoni, eccetera. Invece questo qua è ritraibile, un po' come tutti. E, ups, comunque questo è quanto. Se vi interessa, se vi piace. Boh, il primo giorno che lo indosso, per andare via, quindi. Ah, qui avevo messo anche questa protezione di plastica che avevo comprato sempre su Shein. Certo, ormai lo sapete, ma ancora l'anno scorso l'avevo presa e non l'avevo mai messa. Quest'anno ho detto aspetta che la tiro fuori e la metto. Non è grande giusta, ovvero in lunghezza ci sta perfettamente, anzi l'ho lasciata un pochino più lunga, però non copre tutta la superficie, però la parte là dietro non mi interessa, a me basta che copra questa parte qui che è quella che viene utilizzata di più, quindi boh, vado a mettere via questo. Pepe ha finito di far casino, era nelle lenzuola, stava scavando un tunnel. Sì, avere animali è anche questo, stava scavando il tunnel nelle lenzuola, neanche fosse uno che deve scappare dalla prigione, vero? Ma tu vedi coperte. Vuoi anche tu questo? Mettiamo anche questo lo mettiamo sul naso, così ti diventa il naso corallo. E hai il naso color cacca tu. Pippo ce l'ha invece bello rosa. Tu il naso color cacca. Secondo me questo qua durerà di meno perché è molto più cremoso. È un matitone cremoso, invece l'altro è più secco. Però come colore mi piace un po'. Quest'auto ha una particolarità. Aspettate perché. Vedi, non fa tutto sto caldo. Mettiamo 17,5. Che qua ha il portaocchiali. Infatti è comodissimo perché ad esempio adesso devo andare nel verso opposto del sole, quindi non mi serviranno gli occhiali. Io li prendo, li metto qua e tac, più tardi che mi serviranno ce li avrò già qua. Ah, che meraviglia. Ok, devo fare benzina? No, ancora 234 km di autonomia. Questa benzina forse la farò in ottobre perché tanto non vado da nessuna parte, e anche se sarebbe meglio avere sempre il pieno. Vado ragazzi, che sono già le 9:25, sabato 20. Non so quando vedrete questo video sul canale, probabilmente tanto tardi come sempre, e non so soprattutto quando vedrete il mini video spesa che registrerò più tardi. Almeno vi tengo compagnia, ecco. Tornata con la spesa, alla fine ho speso anche soldi per niente, nel senso che alcune cose avrei potuto evitarle, come sempre, lo sapevo che sarebbe andata a finire così. Comunque sono tornata dalla spesuccia, Eurospin, ho speso anche troppo per quello che ho comprato sinceramente, ma ho preso delle robe che costavano un po' di più perché non andando al Lidl ho preso alcune cose all'Eurospin, che però ne mancava una, quella cioè non mi serve per forza adesso immediatamente, però all'Eurospin a Cortina tendono a non avere quel prodotto. Infatti lo scaffale dove di solito tengo quel prodotto era completamente vuoto, c'era un'altra versione ma a me non piace. Vi faccio vedere la novità, che è una novità di ieri, quindi proprio fresca per me e per voi anche perché non l'avete mai vista. Eccola qua la novità. Un tavolino, questo è il tavolino di Ikea, quello più economico da 20 euro, con spedizione 22 perché avevo 3 euro di sconto sulla spedizione con le brugole. Facendo gli acquisti Ikea vi danno dei punti, loro le chiamano brugole, sia l'altra volta che questa volta le ho utilizzate per avere uno sconto sulla spedizione, che vabbè è di 5 euro, invece che 5 euro l'ho pagata 2 euro, ho risparmiato 3 euro, non è niente di che, però insomma sono sempre 3 euro. E questo è il tavolino di Ikea. Ho preso questo qua con il metallo nero, perché c'è anche quello bianco con il legno verdolino, verde acqua, però l'ho preso nero perché qua abbiamo il ferro nero e quindi ho preso il metallo nero. Adesso l'ho messo tutto attaccato, però è comodo alla fine, è piccolino, però se si vuole stare qua a bersi qualcosa, a mangiare qualcosa si può fare. Uno si siede qua, uno di là e è a posto, cioè su misura per noi due insomma. Poi più in là vedrete anche che cambierò i fiorellini, cambierò quelle cose là,
più in là però non in questo momento, perché non mi sento ancora di fare autunno. Infatti la ghirlanda del portone è ancora questa qua estiva, non mi sento in mood autunnale ancora, sinceramente. Forse la prossima settimana. Vabbè, comunque è questo qua e il legno è scuro, infatti non mi piace. E allora, siccome mi sono ricordata di avere questa tovaglia che è nuova, si può usare anche di fuori, poi vabbè, quando piove, fa vento, la tolgo. Però siccome mi sono ricordata di questa tovaglia, ho detto aspetta che provo questa, perché ne avevo provate altre sopra, ma non stavano bene. E poi mi sono ricordata di avere quella chiara, quel chiaro si abbina su tutto e infatti sta molto bene con il legno. E per avere un pelo di più di privacy ho pensato di mettere la rete oscurante, che non sarà marrone, non sarà verde, non sarà bianca, non sarà, non so se esistano altri colori al mondo, non sarà grigia, sarà beige. In teoria il beige come colore dietro non dovrebbe stonare troppo, perché il verde ce l'ho la rete verde, ma secondo me non stava bene. Avrebbe dato troppo nell'occhio. Quella marrone non ce l'ho, ma avrebbe dato tanto nell'occhio sul retro, sì, quindi dall'altra parte chi guarda verso questa parte qua vede sta roba marrone e quindi l'ho presa beige. Beige anche si noterà, ma forse un po' meno, non lo so. Comunque dai, questa è la nuova postazione, boh, per mettersi qua, anche se voglio mettermi qua col computer, posso mettermi perché adesso c'è ombra e quindi fa un po' freschetto. Basta che mi vesto un po' di più, mi metto qua e sto qua col computer, per dire. Cioè, posso anche farlo, no? E quindi ho una nuova postazione. Non ho comprato le sedie perché sinceramente siamo in due e non ci servono in questo momento. Ci accontentiamo solo del tavolino, insomma. Bon, vado a registrarvi il video spesa. Mi piace un casino questo outfit, io poi adoro i pantaloni larghi sotto, cioè così, sono bellissimi. Sono anche poco larghi perché ne ho di proprio enormi, ampissimi, però io adoro questo outfit. Una cosa è che questi pantaloni sono 100% cotone, sono di una comodità, poi sono leggeri, non sono quelli grossi. L'ho guardato adesso perché ero curiosa di vedere un attimo la composizione, perché non mi ricordavo. Guardo 100% cotone. Belli, mi piacciono. Adesso mi cambio però, vero Pepe? Esatto, mi cambio, vero? Mi cambio e penso a cosa fare da pranzo, anche se è molto presto perché alla fine pranziamo molto tardi. Come quando lavoravo in ufficio, ecco, stessa cosa, pranziamo dopo le 2, 2 e mezza, 3. Quindi mangiamo come i signori, mangiamo tardi. Quindi ho ancora almeno 2 ore per poter preparare il pranzo. Vero Pepe? E via. Metto via la spesuccia, quelle 4 cose che ho comprato. E basta. Pippo ha deciso di stare là dentro. Ha deciso di star là. Non abbiamo ancora iniziato a fare fuoco, quest'anno. Cioè, per noi è bellissimo non dover far fuoco ancora, ma probabilmente a breve dovremo iniziare. Però per il momento siamo ancora con la stufa spenta e per noi è bellissimo. Bello, si può stare ancora con tutto spento. Perché mi guardi così? Eh? Davvero? Arrr, arrr. Ma perché io non ho gatti normali? Ma perché? Cioè, ho dovuto tirargli sulla maglia perché lui deve andare a dormire là dentro. Ma non fa freddo. Pepe, si sta bene lì, eh? E c'è la tua puzza lì. Ah, là sì che si sta bene. Ecco. Finché non mi alzo dal divano, allora si alza anche lui.